popolazioni primitive di Sicilia e come vedete l'immagine che fuori c'è il manifesto esposto riporta Scilla, Cariddi e l'Etna. Quindi noi abbiamo fatto l'abbinamento con l'esposizione che ancora perdura nel Salone 20, quella sui miti e le leggende di Sicilia, perché anche di questo noi parleremo oggi. Quindi se vi va, dopo questa trattazione, che sicuramente sarà molto coinvolgente, potrete anche ammirare questa esposizione che vi preannuncio è interessantissima, perché l'artista Antonino Siracusa utilizza un linguaggio nuovo nell'ambito dell'arte visiva pittorica, un linguaggio che mira proprio all'essenziale, a scarnificare quelle che sono consuete per noi immagini folcloristiche, perché ci sono i giganti, Mare Grifone, Scilla e Cariddi, folcloristiche, ma anche immagini sentite che fanno parte della nostra identità, e tutti gli altri miti di Sicilia e di Messina in particolare, come con la pesce, e quindi però presentate a noi in una forma che è nuova, quindi che mira all'armonia, all'eleganza, quindi un'immagine che non ha più nessun orpello. Quindi io poi vi invito a visitare l'esposizione, che contempla anche una rassegna poetica. Ci sono delle poesie che proprio per combinarsi con questa tipologia di pittura sono anch'esse molto minimaliste, in forma di haiku giapponesi. Sullo scorrere del tempo, che è un concetto che sta molto a cuore del nostro artista, perché non riusciamo a capirne bene il mistero, e quindi questo tempo che ci sovrasta si cerca di fermarlo, o quantomeno di cogliere i momenti essenziali attraverso i mesi dell'anno. Quindi, e poi c'è in esposizione pure una serie di coffe, le borse fatte con le foglie di palme nane, quindi molto interessante. Ma ora siamo qua e diamo il benvenuto ai due nostri ospiti, il professore Salvatore Dedola, glottologo di gran fama, persona simpaticissima, tra l'altro si vede subito, e poi il dottor Paolo Lanza, iconografo bizantino. E quindi avremo una lectio magistralis proprio a cura del glottologo seminista, il professore Dedola. L'intitolazione è Il pensiero della Sicilia prima dei Greci, conferenza sulle popolazioni primitive di Sicilia. E allora io farò solo una brevissima introduzione, perché come potrete capire trattasi di materia specialistica, e quindi non mi posso addentrare perché chiaramente non è il mio campo. Però presenterò, quindi farò soprattutto coordinamento oggi, presenterò i due nostri ospiti, iniziando dal maestro Paolo Lanza, iconografo bizantino che si è formato alla scuola dei monaci del Monte Athos e dei maestri russi, attingendo dunque sia alla scuola greca che a quella slava, però con un imprinting molto personale. Il maestro Lanza maneggia bene l'arte, perché ha conseguito una laurea in beni culturali e ricopre anche il ruolo di critico d'arte, tra l'altro. Abbiamo avuto spesso in esposizione le splendide icone del maestro Lanza, che sono dedicate per lo più alla Madre di Dio, la Teotokos nei tipi dell'Eleus e dell'Odichitria, al Pantocratore, agli angeli, alla Trinità e alla creazione. Quindi il maestro Lanza
scrive queste icone, cioè trasferisce le immagini di ciò che la Sacra Scrittura è per lui su queste tavolette che sono canoniche, cioè per questa sua iconografia studia cioè utilizza e studia delle forme che traggono molto spunto dalla natura soprattutto, cioè i pigmenti naturali, la malachite, i lapislazzuli polverizzati, impastati con vino e uovo, secondo delle ricette che sono tramandate nei secoli. Quindi pensate che per lui tutta l'arte deve concorrere a glorificare il creatore. Quindi l'oro è la luce increata che emana dal divino e così non si oscurerà mai. L'artista è solo uno strumento per mostrare al mondo la luce divina, cioè quel bagliore che pervade la vita, l'esistenza umana. Le sue opere quindi vengono realizzate. Qual è il mezzo di cui si serve? Il mezzo sono questi tavoloni o tavolette, relitti di barca spiaggiati, ma non solo, che vengono raccolti, vengono sanati per così dire, e ad essi si dà nuova vita, perché per lui le tavolette sono metafora proprio della vita che rinasce, che deve rinascere attraverso la grazia divina. Quindi una preghiera, queste opere sono una preghiera e Paolo Lanza non firma le sue icone perché desidera che il fruitore non guardi l'artista, cioè neanche sappia chi è l'artista che ha eseguito l'opera, ma si soffermi proprio sulle immagini, sul contenuto, su quello che l'autore vuole trasmettere. Quindi si pone come esecutore della sua spiritualità che vuole trasmettere. Perché? Perché si è formato, come vi dicevo, alla Chiesa d'Oriente, fa parte della Chiesa d'Oriente da quasi 10 anni e quindi ci vuole trasfondere un po' della sua cosiddetta ispirazione, illuminazione, quel misticismo con cui proprio si accinge giorno dopo giorno a produrre queste nuove opere attraverso quindi quell'iconografia bizantina che però viene rimodulata con un'impronta che è assai personalizzata. E quindi ora poi sentiremo anche il dottore Lanza. Ma tra l'altro noi oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare di quella Sicilia delle nostre origini, quelle civiltà antichissime, c'è posto lì, quelle civiltà antichissime che sono preesistenti rispetto ai greci, perché noi spesso siamo portati a pensare che la Sicilia è identificata con i greci, cioè come se fossero i primi che diedero inizio alla civilizzazione, ma così non è. E quindi, proprio attraverso la dotta disquisizione del nostro esperto, noi ripercorreremo il pensiero della Trinatria prima, nei tempi precedenti, anche attraverso, come vi dicevo, miti e leggende ancestrali del nostro territorio. C'è un bagaglio che è radicatissimo. Vedete che c'è una persona in piedi, fatela sapere, ben radicato nelle tradizioni della nostra Sicilia e quindi che costituiscono, come sapete, patrimonio culturale e immateriale, ne ho parlato più volte, che è importante proprio perché è identitario, perché in questi tempi in cui si parla di era globale, in cui c'è una sorta di mercificazione, tutto è standardizzato, quello che non si può eliminare
è proprio l'identità di un popolo. L'identità proprio nasce dalla scoperta delle nostre radici, quindi noi ci addentreremo nei meandri del pensiero arcaico per comprendere quel nucleo primigenio delle credenze popolari che si rispecchiano nell'identità siciliana, che poi sono le nostre radici più primitive. Perché? Perché noi siamo il portato, il bagaglio di tutto ciò che è venuto prima, e quindi i nostri usi, il nostro linguaggio, le nostre sembianze, tutto questo è dato da stratificazioni che via via si sono combinate, e quindi noi siamo questo prodotto. Quindi studiare le nostre origini è una cosa affascinante, perché è un viaggio proprio all'interno di quello che è il nucleo primigenio. Ma chi è il professore Salvatore Dedola? E qui abbiamo fatto proprio una sintesi della sua formazione. Quindi è un glottologo, ramo germanista, con una tesi di laurea sulla lingua gotica. Si è formata alla scuola romanza indoeuropeista, alla scuola di Max Leopold Wagner e alla scuola del germanista Paolo Ramat. Per l'archeologia ha seguito la scuola di Giovanni Lilliu, vero? È socio da 50 anni del Club Alpino Italiano. Questa è una curiosità che però ci dà il segno del suo modo di essere così eclettico, del quale è stato presidente in Sardegna e a Cagliari. Quindi affronta il professore Dedola lo scibile della Sardegna, materia per materia, con un metodo che è quello olistico, che poi è quello più giusto da seguire, cioè esaminando le grammatiche e i dizionari relativi alle lingue del Mediterraneo fin dall'origine della scrittura, e quindi le lingue romanze, le lingue indoeuropee, le lingue semitiche, la lingua sumera, la lingua egizia. Questo metodo è applicato anche al sardo in particolare e alle lingue mediterranee europee, e poi ultimamente è stato applicato anche alla lingua gotica. Ovviamente si è occupato della sua Sardegna in particolare, quindi quello è il nucleo, diciamo, centrale degli studi, con una collana. Ha inaugurato una collana semitica presso l'editrice grafica del Parteolla, pubblicando tutta una serie di opere sulla sua amata regione: i panni della Sardegna, la flora, i cognomi, la toponomastica, il monoteismo precristiano, la grammatica della lingua sarda prelatina, l'enciclopedia della civiltà sciardana, i sciardani quindi degli antichi, i popoli antichi, come ora vedremo. Alcuni, per esempio, questo ultimo è in 5 tomi, questa enciclopedia: il nuovo dizionario etimologico della lingua sarda, il dizionario etimologico del sassarese, stele di Nora, colonna di San Cutuiacci, vaso di Strisaili, vaso di Dueno, pellitos sardos versacrum. E poi ha pubblicato anche la riedizione dei cognomi della Sardegna, la grammatica storica ed etimologica della lingua sarda e il dizionario etimologico della lingua gotica. In preparazione c'è anche il dizionario etimologico della lingua mediterranea, che si appresta a dare in pubblicazione, un dizionario ponderoso in più tomi, dove si confrontano etimologicamente tutte le lingue e i dialetti delle sponde mediterranee. Quindi, come vedete, autore di pubblicazioni davvero di grandissima rilevanza, ha trattato, seguendo, come vi dicevo, il metodo olistico, proprio la grammatica, gli idiomi del Mediterraneo fin dalle origini della scrittura, per fare una sintesi. E allora sono sicura che troverete questo intervento di grande interesse, attesa la qualificazione di questo nostro relatore d'eccezione. E allora, prima che poi lo dimentico, io ringrazio, oltre che tutti i presenti,
di essere qui con noi. Ringrazio anche il nostro personale che è capeggiato qui dall'architetto Santino Bellamacine, dirigente responsabile dell'unità operativa, per così dire tecnica, e poi tutti quelli che hanno dato un contributo chiaramente nelle forme diversificate. Grazie. Adesso passiamo prima la parola al dottore Paolo Lancia, che vuole dirci anche qualcosa. Anche io volevo capire la vostra conoscenza, affonda le radici dove, siamo curiosi. Sì, allora. Professore, se vuole l'acqua. Buonasera a tutti, è un piacere, ormai sono diventato qua di casa da Tosi. Con Salvatore De Dola noi ci siamo conosciuti 6 anni fa e, come dirvi, mi ha incuriosito molto perché intanto è una persona veramente umile, ma di una grande cultura enciclopedica, ed è stata che ha congiunto questi due mondi, la Sicilia e la Sardegna, Maria Lia. Scusa un attimo, Antonio, se vuoi c'è un posto qua davanti. Come vuoi tu, va bene. Una nostra amica comune, Maria Lia, che è una scienziata, una persona infatti ora dove si trova in giro per il mondo, dalla Thailandia in America, una persona che lega i mondi. E quindi da qui è scaturita una grande... Siete conosciuti dove, in Sardegna? No, ci siamo conosciuti in realtà a Randazzo, ad una conferenza, perché la mia amica abita a Randazzo ma adesso è fuori per il mondo, quindi non è potuta venire. E devo dirvi una cosa che mi lusinga molto, che lui è una persona che si professa ateo, ma in realtà credo che abbia una generosità e un suo credo così bello che non ci credo che poi sia tanto. E lui è un cultore delle mie icone, infatti dice quando vede la mia icona, e lui ha una mia icona in Sardegna, dice si rilassa meglio e scrive anche meglio, quindi questo mi fa tanto piacere. Grazie Paolo. Vabbè, ma intendete perché chiaramente entrambi andate mirate a una conoscenza che sia illuminata, che sia più vera. Bravo, infatti vedi la verità, infatti io dico, guarda, voglio citare una frase di un grande santo, di San Giuseppe Moscati: ama la verità, mostrati qual sei e senza infingimenti, e senza paure e senza riguardi. E se la verità ti costa la persecuzione, e tu accettala, e se il tormento, e tu sopportalo. Perché dico questo? Perché con le sue tesi, con le sue ricerche, Salvatore De Dola si è messo contro un certo accademismo, quello dei parrucconi, quelli che non sono propensi a smuoversi di una virgola. Del resto io amo gli eretici, tra virgolette. Anche Galileo Galilei fu preso per eretico nel 1633 quando parlò della sua filosofia eliocentrica, cioè era il sole a stare fermo ed erano i pianeti a girare, e lui fu inquisito. E Salvatore De Dola, che vi ho portato qua, quasi è stato inquisito, quindi ora... Ma è De Dola? De Dola. Va bene, dai. Allora ecco, vi dico che è il mio amico Salvatore De Dola, 2 minuti e poi diamo la parola a lui. Il dottor Salvatore De Dola è glottologo e laureato in linguistica germanica, da 10 anni è specialista dei fenomeni legati all'origine del linguaggio. Egli per la seconda volta viene a visitare la nostra Sicilia, che lui ama profondamente. Ah, conferenza, ok. Allo scopo di gettare i fasci di luce sulle origini della cultura siciliana. De Dola non è rimasto ancorato soltanto alla sua iniziale erudizione nell'ambito delle lingue germaniche. Egli da 23 anni ha preso a indagare, oltre alle lingue europee e mediterranee, anche le lingue della sponda sud, che significa quelle semitiche, la lingua sumera, la lingua egizia, nella coscienza che le origini dell'Europa vanno viste e raccontate come un tutto intimamente legato. De Dola ricorda a tutti noi che all'inizio esisteva nel Mediterraneo una sola lingua,
giusto quanto mitizzato dalla Bibbia. Tale comunità linguistica, chiamata da De Dola Koine mediterranea, sortita nel delta forse 200.000 anni fa, presa ad espandersi lentamente lungo le coste, nelle isole, poi nelle aree sempre più interne, giungendo fino ai lembi più a nord, che nel mentre si stavano liberando dall'era glaciale, pensate voi. La Sicilia ci viene raccontata con una sovrastruttura culturale plasmata esclusivamente dagli insediamenti greci, ma De Dola, nell'ambito dell'unicità del linguaggio preistorico da lui evidenziata, scava a fondo sino alle radici e ricorda a tutto il mondo che le origini mediterranee mostrano dappertutto le prove materiali e lessicali dell'arcaica unità. Il dottor De Dola oggi ce ne darà una prova altamente scientifica. E allora, siccome noi abbiamo già altre volte provato a ripercorrere la storia delle nostre origini, in particolare la storia dei Siguri, attraverso altri studiosi come Claudio D'Angelo, per esempio, che se ne sono occupati, abbiamo fatto una bibliografia che abbiamo anche messo a disposizione del professore De Dola, bibliografia a cura di Amelia Parisi. Grazie ancora e passiamo finalmente la parola al professore. Allora, intanto magari non dico di spegnere tutte le luci, ma di abbassare un po', perché altrimenti non si vede bene le slide. Io vorrei pure vedere. Allora, No, state. Magari vi avvicinate un po' di. sì, Devo mettere qua. portati la sede. Forse un altro po', vero? No, ma così dovrei riuscire. Allora, iniziamo con questo vaso greco che illustra bene i nostri intenti, l'esperienza di Ulisse che rischiò la vita continuamente proprio per la conoscenza, come diceva Dante Alighieri. Tutti quanti, se vogliamo tentare di far andare avanti la scienza, dobbiamo usare molto, altrimenti non andrà avanti. E io inizio, come dire, la mia relazione è polemica di per sé. Non può non essere polemica perché straccia letteralmente tutto quello che mi ha preceduto. E io non sono un rivoluzionario, assolutamente. Non lo sono mai stato. Io sono venuto qui a dire solo la verità, con basi scientifiche. Volevo partire chiedendovi se voi dovete produrre grano, far germogliare il grano o qualsiasi altra sostanza, oppure far vivere l'uomo, dove lo fareste vivere? In zone temperate o al centro del Polo Nord? È una domanda per alzata di mano, vediamo chi dice, o le zone temperate o il Polo Nord. Per alzata di mano, vediamo. La prima tesi, appunto. Bene, e questa è la prima immensa, gigantesca polemica che non cessa, perché tutti i libri o lo dicono apertamente, i libri dei professori universitari, o lo dicono apertamente o lo lasciano intendere, che l'uomo nacque tra i ghiacci durante l'epoca glaciale su 3 chilometri di ghiaccio, perché il Polo Nord nell'epoca glaciale aveva, dicono gli scienziati, i geologi, aveva 3 chilometri di ghiaccio, come l'Antartide, che ancora ce li ha. Ditemi voi se l'uomo poteva nascere e vivere su 3 chilometri di ghiaccio. Nulla. Bene, hanno detto anche che il grano nasceva sul ghiaccio.
Comunque andiamo avanti, perché altrimenti chiedetemi, ditemi fino a che ora vi... Non vorrei essere cacciato. Sto registrando. Allora, vediamo un po'. Ecco, allora, vabbè. Io vengo qua in Sicilia, che è piena di... è stata la patria, cioè non solo è piena di grecità, ma è stata la patria di quasi metà dei filosofi antichi, dei primi filosofi. Ecco qua c'è un po' di elenco di filosofi. Platone, nel tentativo di creare la sua repubblica, venne addirittura 3 volte in Sicilia, perché sperava che almeno in Sicilia questo suo grande sogno potesse realizzarsi. Non ci riuscì, ma lui voleva ad ogni costo, perché era piagato letteralmente dalla famosa guerra di Siracusa portata alla Niccia, che aveva portato sciagura qua in Sicilia, ma principalmente ad Atene. Pertanto lui voleva questa repubblica ad ogni costo, una repubblica dove l'odio finalmente finisse, dove trionfasse la verità, la giustizia e la ricerca scientifica principalmente. Beh, non ci è riuscito purtroppo, noi siamo sempre alla ricerca di questo. Siracusa, ieri l'ho visitata, era già citata da Tito Livio come la città più bella del mondo. Platone cita la cucina siracusana, la raffinata varietà di cibi della Sicilia. La Sicilia era il centro del mondo anticamente, però lo è stata anche prima dei greci. Qui vi ho voluto portare una cartina del Mediterraneo per farvi capire bene che sui ghiacci, qua non si vedono, sui ghiacci del Polo Nord, non poteva nascere niente. L'uomo è nato nelle zone temperate. Io do ragione, finora credono di averla, e io gliela do, gli antropologi che sostengono che l'uomo nacque in Africa. E naturalmente scese al Mediterraneo come? Lungo il fiume, non poteva scendere lungo i deserti, scese lungo il fiume e si attestò qua al delta. Quella fu la prima apparizione dell'uomo, pare del Neanderthal, ma in ogni modo del Sapiens senz'altro, il quale poi si espanse lungo le coste, su zattere fatte con pelli di bue, gonfie di fieno, attraversò addirittura le colonne d'Ercole, e qui attraversò i Dardanelli, e via, e se ne andò lungo le coste a colonizzare tutto, e poi passando prima nella Sicilia chiaramente, poi nell'isola maggiore, la Sardegna, che essendo al centro del Mediterraneo è stata l'isola più conservativa in ogni senso. Ecco perché io ho iniziato i miei studi sulla lingua sarda, perché la Sardegna mostra un'arcaicità incredibile. Io ho scoperto tutto studiando la storia e la civiltà della Sardegna, altrimenti non sarei arrivato nemmeno qui a dirvi quello che oggi voglio dirvi. Nel Mediterraneo, grazie all'Homo sapiens, almeno da 40.000 anni, ma probabilmente già da molto prima, almeno da 100.000 anni, esistette una lingua unica che poi per la diaspora di cui vi ho parlato se ne andò in tutta l'Europa e salì pian piano seguendo i corsi delle valli glaciali che nel mentre si scioglievano, pertanto i corsi dei nuovi fiumi, il Rodano, il Don, il Danubio, che vanno tutti da nord a sud. Li seguì e man mano giunse fino al Mar Baltico. Questa per me è una cosa lapalissiana, io non ci sarebbe neanche da ragionarci su questo, eppure si sono create ideologie di vario tipo per tentare di dimostrare il contrario, e la scienza viene imposta come pensiero unico, la loro scienza, che non è la vera scienza.
Nel campo linguistico nacque tutto, noi purtroppo siamo, io uso la parola servi, alcuni dicono debitori, al pensiero tedesco. Siamo servi del pensiero tedesco. Il pensiero tedesco è stato veramente uno dei più forti in tutta l'Europa, sempre, da sempre direi. Per quanto riguarda la linguistica, si pose il gigantesco problema ai tempi di Champollion, quando Champollion, oltre 150 anni fa, decifrò la lingua egizia, si pose il gigantesco problema di tentare di soppiantare i francesi nello studio profondo delle lingue iniziali, delle lingue più antiche. Per cui ci fu una gara fra inglesi, francesi, tedeschi a chi la vinceva. Mentre i tedeschi stavano creando la loro nazione, era in crescita la loro nazione, e ogni nazione sappiamo che viene creata sui miti, crearono miti di ogni tipo, e sono loro che hanno detto che l'uomo nacque sui ghiacci del Polo Nord e perciò era tedesco. Sono loro, e da lì un'ideologia che dura fino a oggi 150 anni, non si riesce a scalzarla in nessun modo. Ecco, un esempio di tomba culturale è il celeberrimo censimento di Augusto, quando fu censito anche Gesù Cristo. C'erano in Italia 32 popoli. Quando i romani parlavano di popoli, volevano dire che erano anche 32 lingue, perché ogni popolo aveva la sua lingua. Nessuno vuole ammettere che queste 32 lingue si sono perpetuate fino ad oggi attraverso i dialetti italiani. Nessuno. E invece i dialetti italiani sono gli eredi di quelle 32 lingue. Ancora oggi, ecco perché io dico che bisogna studiare a ritroso questi dialetti per riformare la lingua unica mediterranea alla quale io mi sto applicando da 23 anni. Questi studiosi hanno creato un suicidio culturale di massa. Per esempio, con la questione delle lingue neolatine, che non sono mai esistite. Le lingue neolatine in realtà sono le lingue più antiche del Mediterraneo, create dall'Homo sapiens più di 40.000 anni fa, almeno 100.000 anni fa, e che ancora perdurano fra di loro affratellate come lingua unica, lingua di base. Ecco, e loro le chiamano neolatine perché dicono che l'impero romano fece tabula rasa di tutte le lingue e impiantò la propria lingua per tutto il Mediterraneo, creando queste macrolingue spagnola, francese, italiana, sarda e rumena. A parte il fatto che il sardo l'hanno riconosciuto come lingua soltanto pochi decenni fa, dopo una lunga battaglia, perché non lo volevano riconoscere. In migliaia di testi è chiamato dialetto sardo, non lingua. Lo stesso succede a voi, lo chiamano dialetto siciliano. Se approfondissero capirebbero che qua c'è una civiltà antichissima, che dura da millenni prima dei greci. E però non vogliono andare avanti. E vabbè, questo è il suicidio culturale a cui si sono impiccati loro stessi e impiccano tutti noi. Le lingue neolatine non esistono. E qua entriamo in medias res, nel vivo dell'indagine. Questo Cani e Cane, ce li abbiamo entrambi, sono due cognomi sardi. E qua vi voglio portare pian piano nel mezzo della vicenda, perché voglio che tutti, anche i bambini, capiscano quello che sto dicendo. È un cognome sardo, non so se esiste anche qui in Sicilia, Cane. Ora, i cognomi come nacquero? Nacquero come volontà dei genitori, in genere della madre, perché un tempo c'era il matriarcato, la madre che imponeva il nome al figlio o alla figlia. Ditemi voi se l'avrebbe mai chiamato Cane come nome personale.
poi i nomi personali sono diventati cognomi. Mai, non l'avrebbe mai fatto. Perché questa parola canu e accadica è antichissima, antica come il mondo, appare nella lingua accadica 2300 anni prima di Cristo, però esisteva già anche nella lingua egizia, egizio ka più ni, ka condizione, maniera, stile, più ni, accoglimento festoso, con affetto, eccetera. Appunto come il cane ha questi atteggiamenti, però il cognome inizialmente era rivolto alla donna permanente, stabile, sicura come moglie, cioè perché anticamente si pensava alla donna nel suo futuro di moglie, di creatrice di figli, e pertanto doveva dare assicurazione all'uomo che la famiglia sarebbe durata, eccetera. Da qui il cognome cane o cani. Ecco, mentre invece i grandi pensatori dicono a rovescio, no, l'hanno chiamata così per divertimento il loro figlio cane. È tutto questo è pazzesco. In Sardegna ne abbiamo migliaia di cognomi che non hanno mai voluto interpretare. Per esempio, c'è il cognome Pugettu, che in sardo meridionale Pugi significa pulce. Pugettu, piccola pulce. Nei tempi antichi, dove l'igiene non era quella attuale, l'uomo viveva molto più in mezzo alle pulci che non ora. Ditemi voi se una madre avrebbe mai chiamato piccola pulce la propria figlia o il proprio figlio. Non è possibile. Pugettu, se aprite il dizionario accadico, significa sinfonia, perciò un nome di donna di estrema bellezza. Questo significa sinfonia. Ecco, un altro può essere Madeddu. Madeddu, chi mi ha preceduto, io ho scritto il libro appunto anche dei cognomi della Sardegna, chi mi ha preceduto dice che Madeddu deriva dal latino, perché secondo i miei predecessori tutto deriva dal latino. Deriva dal latino, che significa orinale. Ditemi voi se una madre avrebbe chiamato orinale la propria figlia. Non hanno mai pensato neanche di parificare, di mettere a confronto Madeddu con Metellum, i metelli latini. Vai a vedere nel dizionario babilonese, vecchio di 4.000 anni, Metellum significa principe, era un nome maschile in origine, principe. E i metelli, non a caso, fra l'altro erano fra i più potenti della Roma. In Sardegna si diceva Madeddu, ma era la stessa cosa, principe. Ecco, per loro invece orinale. Quelli sono i miei predecessori, orinale. Le cose vanno così in Italia, eh? Ecco, stiamo entrando nella lingua siciliana. Tutti conoscono questo prodotto, il melone. In siciliano è chiamato muluni. Io ho seguito il dizionario di Salvatore Camilleri, non ho potuto approfondire di più. In italiano melone, in sassarese la mia città Mironi. Vedete da dove deriva? Dall'egizio mer o mir più un, Dio dell'esistenza. Perciò Dio dell'esistenza amatissimo. Io ho scritto anche il libro della flora della Sardegna. Cioè la flora della Sardegna io non mi sono potuto applicare alla flora della Sicilia perché sono solo da 23 anni che faccio questi studi. Sarebbe interessante sapere come moltissima flora voi la chiamate. La maggior parte della flora sarda ha riferimento con gli dei dell'universo, con la dea dell'amore, eccetera, perché appunto era utilissima all'umanità la flora, nei tempi in cui l'uomo, la donna, per curarsi, non avendo soldi per pagare i medici, di allora che pure, se ne andavano a prendere le erbe. Abbiamo un po' votato. No, un appassionato. Un appassionato. Muluni, Mironi, e qua arriviamo subito a Zancle, la vostra città. Ecco, vedete,
fu fondata da Predoni di Cuma, tutti sapete, no? Quello che ha detto, lo ha detto Tucidide per primo. Tucidide dice che viene detta Zancle Zanclon dai Siculi per il suo aspetto di falce, perché appunto c'è quel molo esterno che tutti conoscete, che protegge benissimo, ecco. Lui, Tucidide, sappiamo tutti che era un grande storico, però non poteva conoscere mica la lingua siciliana. Zancle non significa falce. Ecco il significato di Zancle. Tenete conto che in egizio, io l'ho scritta in caratteri latini per intenderci, questa Z, questa si legge come in inglese, Zank, più re, Zancre, perché la L fra gli egizi non esisteva. Tutte le L venivano rotacizzate, perciò Zancre all'inizio, vedete cosa significava? Sito protetto che consente l'ancoraggio e pertanto non significa falce, anche perché guardando bene, io l'ho guardato bene nelle cartine geografiche, non ha la forma di falce, quel vostro quasi un modo esterno. È un po' rettilineo, non ha forma di falce. Questo era il nome Zancle che gli davano appunto i pre-greci e perciò veniamo alla vostra cultura primitiva. Qua mi è stato chiesto di parlare di questi due vostri, di questi due, ecco, Matta e Grifone. Di Matta e Grifone si dice varie cose, no? Che fu chiesta sposa dall'arabo Assam ibn Harnar, poi nominato Grifone. Però si dice anche che la coppia poteva essere Rea assieme a Cam, oppure Cibele assieme a Saturno, o Zancle e la sua donna. Come vedete c'è molto i doti, qui evidentemente a Messina non hanno lavorato molto per risolvere il problema. Intanto il primo lo eliminiamo perché chiaramente è riferito all'epoca della conquista araba della Sicilia. Perciò secondo me bisogna andare prima, cioè questo riguarda tutto il Mediterraneo, la maggior parte delle cose, dei miti, delle feste, eccetera, sono pre-greche, sono antichissime nel Mediterraneo e perciò anche questa figura bisogna portarla in tempi molto più antichi. Rea e Cam, ecco questa unione tra Rea che era una dea greca e Cam che sappiamo chi era, il figlio di Coso, che si dice che fosse il progenitore degli africani, il figlio di Noè. Non so se vedete insomma è difficile abbinarli assieme. Una greca con Cam che fra l'altro dovrebbe essere molto più antico di Rea. E così Cibele che ci viene dalla Natoria, e Saturno che invece è italiano, è romano. Cioè è difficile metterli assieme e farne coppie. Poi Zancle e la sua donna, qua si vuole creare in Zancle una persona, come persona, mentre abbiamo già visto che in realtà era un luogo di ancoraggio, punto e basta. La mia soluzione è questa, chiaramente non è che credo di essere giunto a risolverla, però la mia soluzione è questa, che probabilmente anticamente Mata derivava dall'egiziano Mate, la dea della giustizia, dell'ordine, dell'integrità, della verità, e Grifone, Heribua, insomma alla fine si sono fuse le due parole, Heribua, che poi divenne Grifone, un antico dio del cielo. E pertanto si può pensare che fossero due dei in origine,
cioè come vedete la dea della giustizia unita con un antico dio del cielo. Di più non sono riuscito a ricostruire, non è facile, questo è stato un tentativo che mi è stato chiesto, ma non è facile, dovreste voi stessi siciliani approfondire questo tema, casomai possa trovare un'altra soluzione. Oppure, ecco, vedete, oppure può venire dall'accadico amatu, amtu, schiava, più ribum, però ribum significa solamente un vaso di ceramica. E qui possiamo riferirci ai vasi di ceramica notissimi, no, con la testa di Arabo e la sua sposa o schiava. Potrebbe essere anche l'unione del capo arabo di cui si parlava all'inizio con la sua schiava, probabilmente. Questa Marta si chiamava, no? Che io la riporto all'amatu prima che la parola diventasse più concisa, era detta amatu in accadico, che significa schiava. Perciò questo grifone, ribum, con la sua schiava, amatu. Di più non sono riuscito a capire. Andiamo oltre perché ho molto da dire. Ecco, vabbè, ho troppo da dire. Comunque, velocissimo, ecco. Sul Sardanios gelos o Sardonion gelon, parola greca, si parla del riso sardonico, tutti ne hanno sentito parlare del riso sardonico, spero, no? E chissà perché le cose peggiori le portano in Sardegna, cioè quasi che fosse una sentina dove si butta tutto. E il riso sardonico, tutti i grandi pensatori lo hanno riportato a un'erba alenante crocata, qua c'è un botanico, l'enante crocata, beh io l'ho anche mangiata, dicono che l'enante crocata fa digrignare i denti e aprire la bocca in un modo stranissimo fino a che alla fine uno muore. Sarà pur vero, ma in ogni modo questa erba sardonica, perché debbono per forza riferirla gratuitamente all'enante crocata? Io l'ho anche mangiata, l'enante crocata, non mi è successo nulla, però a parte quello rimane il fatto che appunto la cosa è molto più seria. Tenete conto che la prima parola che uscì a riguardo del riso sardonico è nell'Odissea, quando appunto Ctesippo lanciò una zampa di bue contro Ulisse che cercava di proporsi come lanciatore dell'arco, dice tu cosa per te, cane, lo chiamo cane, gli lanciò la zampa di bue per tentare di scacciarlo e lui medese le thimò sardanion malatoion, cioè rise in cuor suo ma sguaiatamente, questa è traduzione mia, mentre gli altri traduttori scrivono rise con riso sardonico, come dire con riso sardo, come che noi sardi anticamente chissà, ridessimo in quel modo. Ecco, un altro modo relativo al riso sardonico ce l'abbiamo in Platone. Kaios accusas anecanchasete mala Sardanio. A queste parole egli si mise a ridere sguaiatamente. Traduzione mia. Questo è contenuto questo pezzo in Repubblica 1.337. Io sono riuscito a tradurlo questo Sardanio e vedete da dove deriva. Cioè rise velenosamente, in modo proprio perversamente. Nell'Odissea lui rise in cuor suo, Timò, è scritto, mentre qui nella Repubblica di Platone una persona che dialogava con Socrate si mise a ridere sguaiatamente perché non era d'accordo su una certa frase detta da Socrate. Ecco, la traduzione dovrebbe essere questa, dall'egizio: Sartani, scuotersi perversamente,
o velenosamente. Insomma, perciò c'è molta differenza tra la ricerca ossessiva di un'erba velenosa rispetto a questa traduzione. E veniamo al polpaccio. Il polpaccio. Il polpaccio, come lo chiamate voi il polpaccio? Pisciumi in siciliano, no? Tenete conto che io ho preso il dizionario di Salvatore Camilleri. È un termine che usano nella scena dei ragazzi. Io ho preso solo il dizionario, però è uno è una delle parole usate anche in altri modi di espressione. In ogni modo, noi ce l'abbiamo questo piscione anche in campidanese, piscioni, e ce l'abbiamo anche in sassarese, chiamato pescio di lanca, cioè letteralmente il pesce della gamba. Ma capirete che non c'entra nulla il pesce con quella. Invece vedete cosa significa? Significa grande topo, dal sumerico pesh, ratto, da cui pesti se ne parliamo, e ce l'abbiamo la controprova, ce l'abbiamo nel latino musculus, il muscolo del braccio, che significa appunto piccolo topo. Allora se i latini chiamavano piccolo topo questo muscolo, è chiaro, mi sembra chiaro che il piscione o piscione, ok, era un grande muscolo che si assomigliava non al piccolo topo che sarebbe l'articola, ma al grande topo che è il ratto. Guardate, ho voluto mettere tra parentesi la parola latina pestis per farvi capire che i sumeri, perché pes è parola sumera, i sumeri già 5.000 anni prima di Cristo conoscevano esattamente da dove veniva la peste. Veniva dai ratti, lo sapevano già. Noi abbiamo in 5.000 anni abbiamo perduto tanta di quella sapienza di cui non potremo mai raccapezzarsi, e tutto questo dovuto a tutti quegli studiosi che non hanno mai voluto capire niente della vera cultura mediterranea. Ecco un'altra parola siciliana, muriscus, sempre Salvatore Camilleri, perché è l'unico dizionario che ho preso. Catenaccio, oppure catenaccio muriltraina, Salvatore Camilleri, dice catenaccio muriscum, mentre il traina lo chiama muriscu e basta. Non so se vi consta, sono dizionari questi. No, lo so che in siciliano ci sono parecchi dialetti come in Sardegna, però io ho preso da questi dizionari. Il catenaccio, cioè insomma la serratura di una porta, anticamente veniva chiamata muriscu, e guardate un po' quanto è antica, perché in origine riguardava i muri verticali che si erigevano per difendere prima di tutto la città e poi in verticale per crearsi la casa e proteggersi dentro la casa. Vedete da dove veniva l'arcaico? Escu, muru, crescita in elevazione, più escu, solido, cioè un muro molto solido. Questo era il muriscu. Poi noi nel Mediterraneo abbiamo molte parole fra loro simili con un significato diverso. Infatti in Sardegna abbiamo il figo muriscu, cioè il fico d'India. Voi in dialetto come lo chiamate? Vediamo se c'è qualcuno di vari dialetti qua. Figurini, hai proprio il dialetto stretto, figurini. No, dice Moro di Ragusano. Ecco, ci stiamo avvicinando. Perché lo chiamavano, perché in Sardegna lo chiamiamo figo murisco, ma se ho ben capito anche in Sicilia, anticamente, Ragusa. Muru significa giovane toro e iscu significa testicolo in arcaico. Perciò figo murisco significa letteralmente fico a forma di testicolo di torello. Non so se mi spiego. Questa è la ricerca etimologica che va fatta sulla nostra antichissima lingua e non le altre ricerche inutili che ne parlo. Nei miei libri confuto le ricerche altrui perché faccio nomi e cognomi, indico i titoli dei libri, le pagine, indico tutto, ma adesso non posso neanche stare qui a fare nomi.
Il marchese, sapete tutti chi è, no? Colui era un titolo nobiliare. È un aggettivare la marca, è una parola tedesca e anche carolingia. I carolingi erano sempre di origine tedesca, come sappiamo, no? Regione di confine, perciò il marchese era il capitano che stava a guardia dei confini imperiali. Deriva dal gotico, come vedete, dal gotico marca. Il gotico è la lingua germanica più antica, apparsa dapprima nel sistema europeo. Marca, confine. Però guardate da dove viene, perché tutti dicono deriva dal germanico oppure direttamente dal gotico, no? Deriva dall'accadico, marco, lo so, perciò sono parole di estrema antichità che non sono soltanto germaniche, ma sono anche mediterranee. Non so se mi spiego, cioè praticamente tutte le parole germaniche, non posso qui, se questo che sto dicendo oggi, tentando di dirlo con estrema velocità, tutto questo richiederebbe almeno 10 lezioni universitarie per aula. Però io vado veloce perché non posso fare diversamente. E tutte, anche le lingue germaniche, hanno origine mediterranea. Ecco cosa voglio dire. Marchisi lo troviamo anche in questa parola qua, marchisi, identica, è vero o no? In Sicilia, leggetelo voi stesso, in Sicilia si usa, no? Anche a Messina, sì. Allora, i nostri studiosi dicono che no, questa qui è una parolaccia inventata da gente ignorante, plebea, che ha voluto divertirsi su questo, riferirla ai marchesi, chissà perché, ma in realtà era gente ignorante, plebea. Infatti in certi dizionari, a iniziare dal dizionario etimologico della lingua italiana, questa parola non esiste, perché loro credono che sia una parola moderna, voluta alla gentaglia, mentre è antichissima, come vedete, sempre dall'accadico, marcasu, risciacquare, lavare, eccetera. Poi la parola marrakesh, ripulimento, lavaggio ricorrente. Così si fa la ricerca scientifica e non come pensano loro, cancellando addirittura le parole dal vocabolario. Questo è gravissimo. Domina, ditemi che non esiste, domina è anche una parola vostra, siciliana, domina, dite, per dire medaglia, le medagliette che si appendano al collo. Almeno dialettalmente è così. Cari miei, io lo prendo sempre in genere da Camilleri, non è che me la invento. È comunque una parola anche logudorese, cioè sarda, insomma, e anche italiano. In italiano domini, in voltino con reliquie, quelli che si appendono, gli scapolari, no? Gli scapolari vengono chiamati domini in molte parti d'Italia. Mentre vedete da dove deriva? Dall'egizio, tuimigne, cioè era la statuetta apotropaica del membro virile, la quale noi la ritroviamo, per capirci bene, nel museo archeologico di Napoli, oltre che in moltissimi negozi di Napoli. Ora, la questione del corno, il cornetto napoletano, l'hanno, come dire, depurato dalla primitiva figura solo per poterlo vendere di più, ma in realtà... Del resto hai detto tu in una conferenza che anche la parola più internazionale siciliana, cattiva parola, possiamo dirla, minchia, viene dal dio Minchia, che era l'infallico, che era il dio... diventò poi parolaccia col cristianesimo, ma in realtà minchia viene dal dio Minchia, che deriva dall'egizio min, dio della fertilità, più Ka, che era l'essenza. Minchia significa letteralmente essenza del dio Ka, perciò è una cosa di estrema profondità come pensiero. E noi
invece diciamo in certi dizionari parolaccia, volgare. volgare. È una cosa incredibile come hanno proceduto i nostri, coloro che mi hanno preceduto. Ecco, qua abbiamo la formaggio, no? A tutte note, in forme future e passaggi. Aggiustato, sono stato in Sicilia, dite così, no? Il Camilleri la crede una forma corrotta che soppianta l'antica purezza di sugno stato. Dice così lui nel suo dizionario. Mentre invece, mi spiace per il dottor Camilleri, ma è capovolta la questione. Forme del genere, esistono anche in Sardegna forme di parlare del genere, esistono anche in Sardegna e dimostrano che anticamente esistevano queste forme di aggiustato e non sugnustato. Perciò quando apparvero sugnustato, lui si riferisce, il Camilleri si riferisce all'epoca, per intenderci, di Federico II, quando Federico II si dice che sia nata qua la lingua italiana. In realtà, questa è almeno la mia interpretazione, Federico II non faceva altro, non fece altro, lui era l'imperatore, no? In quanto tale lui tentava di unificare il linguaggio finché possibile, per cui tentò di far unificare le poeti il linguaggio mettendolo al confronto prima di tutto con la lingua doc e poi con il toscano che stava emergendo. Ecco, pertanto, cosa volevo dirvi? Che questo aggiustato, voi ce l'avete questa forma di parlare, tenetevela! Ne avete tantissime altre che si identificano tra l'altro col modo di parlare degli inglesi, perché gli inglesi, se voi leggete un po' qualche testo inglese, si ha moltissime forme del genere. Sono tutte lecite. La questione di aggiustato sugnustato, vorrei insistere su questo per un motivo, perché i signori padroni della lingua italiana vogliono imporci per forza l'unificazione attualmente a una sola parlata, e questo è di estrema gravità, perché tentare di unificare ad ogni costo una unità che, come abbiamo visto, ha 32 lingue, almeno è la mia visione di glottologo. Argomento di oggi, ecco, entriamo nell'argomento di oggi. Spero che non vi siate, finora non vi stiate annoiando, no? Spero. L'argomento di oggi, vedete, origini dell'inferno, e poi parlerò in ultimo del mito dello stretto. Lei ci vede, signore, io. E poi parlerò del mito dello stretto di Messina. Ecco, partiamo per quanto riguarda l'inferno dalla maledizione sarda, vai in ora mala, cioè vai letteralmente, traducendola alla lettera all'italiana, significa vai in ora cattiva. Ora mala è anche uno dei tanti diavoli che abbiamo in Sardegna, un diavolo benigno per intenderci. Vai in ora mala, vedete da dove deriva? Luogo che brucia di fanfa è l'ora mala, in origine non era altro che l'inferno vero e proprio. Perciò quando uno diciamo vai alla malora, o tradotta all'italiana, in sardo vai in ora mala, lo stiamo mandando all'inferno, non è che lo stiamo mandando in un'ora cattiva. Ecco, noi dobbiamo recuperare i nostri modi di dire, perché sono l'essenza della nostra civiltà, altrimenti non ne capiamo piede. Avete visto tutti, no? Continuiamo. Ecco, un altro dei tanti diavoli sardi, Galizza, dall'Acadico Gallo, un demone nocivo, più Izzi, sumerico, Izzi, fuoco. Perciò significa demone del fuoco, cioè l'idea del fuoco e dei demoni che ci vivevano all'interno per gestire l'umanità, bla bla bla, è antichissima, deve avere sono idee che viaggiano nel Mediterraneo a dir poco da 10.000 anni, ma penso anche di più. Ecco,
l'idea del fuoco è antica appunto quanto la civiltà e proviene dalla Sicilia. Per forza deve provenire dalla Sicilia e dalle isole Eolie, perché solamente qui ci sono i vulcani. Nel resto d'Europa, del Mediterraneo, i vulcani non sono conosciuti. Solo qui si è avuta l'idea del fuoco e perciò anche l'idea dell'inferno. Partì dalla Sicilia. Perciò se partì dalla Sicilia vuol dire che la Sicilia faceva cultura già anche 10.000 anni fa, quantomeno. Poi ci sono le eccezioni letterarie, per esempio Dante che presenta l'inferno si mette in qualche luogo anche del fuoco, ma più che altro ci sono le punizioni che mette, sono molto diverse dal fuoco. La tradizione greca, guardate bene, l'Ade, che era l'inferno per loro, l'inferno è noto come il luogo profondissimo dove venivano precipitate le anime dopo la morte, l'inferno, ma non era il luogo di fuoco. Inferno significa letteralmente in italiano il luogo più profondo, infero da inferi, cioè che sta sopra, eccetera. Questa è la loro l'idea che alcuni dotti ci hanno trasmesso, ma in realtà sotto sotto l'idea del fuoco, dell'inferno come fuoco, ha sempre covato nella storia mediterranea, sempre. Ecco, vediamo alcuni casi. Questo Prometeo, ecco, i nostri traduttori lo traducono dal greco, che significa, secondo loro, che riflette prima, mentre invece da una sana ricerca si può capire che deriva dal greco pur, pyros, fuoco, metiao, procuro. Infatti tutti sanno che appunto Prometeo procurò il fuoco al genere umano, era un benefattore. Oppure può derivare, guardate un po', dall'egizio pera, eroe, combattente, e più meth, colpire, o mat, il tuo genuino amico. Pertanto può significare o chi procura il fuoco, ma o anche eroe perseguitato o anche eroe che ti è realmente amico. Queste tre opzioni, perché ve le ho volute far notare. Perché questo dimostra, ne potrei togliere a migliaia di queste opzioni per tantissime parole, sono le varie opzioni scelte da singole civiltà, da singoli popoli come idea portante per loro nel mito. E perciò certi popoli hanno il mito di Prometeo come eroe perseguitato, altri hanno il mito di eroe che è molto amico e gli altri che letteralmente è colui che ha portato amichevolmente il fuoco dall'inferno. Dall'inferno, da dove? Bastante le due cose, Sì, eroe perseguitato, eroe amico, sono sì. due cose che... Perseguitato perché lei lo sa, no? Perché Giove, Zeus, quando scoprì che aveva portato il fuoco agli umani amichevolmente, lo prese, lo incatenò sul Caucaso e lo condannò all'eternità. Eroe perseguitato e eroe veramente amico sono... Sì, sembrano due tesi. Ma perseguitato perché? però nella cultura greca i concetti viaggiano assieme, su binari paralleli, come diceva Aldo Moro, no? Su binari non si incontrano, però viaggiano assieme. Alcuni... scusi? Oro si riferiva a... Lasciamo stare. Lasciamo stare. Ma questo ve l'ho voluto dire perché certe... Noi abbiamo tutte e tre queste idee nel Mediterraneo, perché tutte e tre sono riuscite a stare a galla, come dire, a imporsi. Però chiaramente secondo me la prima parola veramente importante è quella dal greco, dal procuro il fuoco, colui che procura il fuoco, non importa perché. Ma andiamo avanti. Hades per gli antichi greci indicava non solo la profondità dove venivano precipitate le anime dei defunti,
ma era una profondità senza limiti, profondissima, ma più che altro fangosa, buia e fangosa, non era piena di fuoco. Però come la mettiamo, ecco, Hades, poi spiegherò, ha lo stesso iniziale dell'Etna, poi ci arriviamo. Hades regna nel ventre della terra, però guardate da dove deriva, dall'egizio Ad, fuoco, fiamme. Pertanto il dio degli inferi, già da allora, almeno per gli egizi, era colui che stava in mezzo alle fiamme e non colui che stava in mezzo alla poltiglia, al fango. Etna, Aethne in greco, vedete, ha la stessa origine di Hades, Ad nella prima cosa, Ad, bruciare, fuoco, fiamme, più Na, Onni, rigurgitare. Perciò l'Etna, unendole, è quella che rigurgita il fuoco o le fiamme, fuoco e fiamme. Finora non si era mai trovata l'origine della parola Etna, anche perché è pronunziata Etna, sembra una parola veramente strana, germanica o roba del genere, e invece è prettamente mediterranea. Incredibile, ma voi siciliani l'avete conservata fino ad oggi, questa idea, che rigurgita le fiamme significa letteralmente. Io quando sono venuto la prima volta a Randazzo per fare una conferenza di questo genere, l'avevo tradotta invece così, a semenza, atune, insomma, atune, semenza primordiale che fuoriesce dal contenitore. Avevo tradotto male. Ne faccio penitenza qui davanti a voi oggi. La precedente è la vera traduzione. Andiamo veloci. Ecco Sciara, la sciara del fuoco a Stromboli. Vedete, voi avete anche il cognome Sciara con due R, infatti mi hanno corretto, io dicevo Sciarra anche per la sciara del fuoco. No, si dice con una sola R. Però il cognome con due, come vedete, no? Secondo i dialetti, secondo le zone, secondo le culture, non bisogna formalizzarsi sul fatto che ci sia una sola lettera o due, ma in realtà tutte e due sono vissute vedete da dove deriva? Acqua del dio Ra, del dio Sole, letteralmente. Shara, acqua di Ra, è una parola di estrema importanza, o no? Stromboli, anche qui, quello S iniziale è una formazione egizia che appunto è una particella di allontanamento, che molti dicono non hanno mai capito da dove deriva dal greco, deriva dal latino, deriva chissà da dove, non hanno mai capito da dove, deriva dall'egizio, particella di allontanamento, e il resto Turumbur, grande Dio che mette, purificandosi il cuore perché? Perché il cuore veniva considerato dagli antichi il centro degli organi interni, perciò il ventre, il centro, tutto questi interni erano chiamati cuore. Questo significa Stromboli, sempre riferito al fuoco. Iddu, voi lo chiamate anche Iddu, no? Spero che almeno qua serve la cosa. Iddu, cioè lui, non è così, deriva dal sumerico Ilu, Dio, dall'egizio oppure dall'egizio It, padre, o anche Et, It, quella con la O sopra si può leggere talvolta A, talvolta E, talvolta I, anche in egizio. Ha tre tipi di pronuncia. Comunque vedete, mettetela come volete, però è un Dio cattivo, flagellatore, forte, un Dio insomma robusto che sa quello che fa. Iddu. E invece, perché altrimenti non avrebbe senso chiamarlo lui e basta. Dicono, io ho letto anche, ma non so, ditemi se sto sbagliando, ho letto che anche l'Etna viene chiamata talvolta Iddu.
A maggior ragione questo significa che il Dio per eccellenza, il Dio che si dice che sia semitico, era un Dio mediterraneo. Dio veniva chiamato con 1000 nomi. Solamente a Babilonia Dio aveva 70 nomi. Anche in Grecia tra gli ebrei 77 nomi. Cioè che poi non sono nomi ma appellativi, è una cosa diversa. Perché Dio di per sé non può avere nome. Dio è Dio, non può avere nome. E invece i nostri signori che mi hanno preceduto vogliono dargli un nome per forza, trattarlo come fosse il loro cugino. Dio non può avere, Dio lo disse anche a Mosè, no? Dice, quando io dovrò andare, tu mi comandi di fare questo, e quando io vado dal mio popolo a dirgli che me l'ha comandato, cosa gli devo dire? Che me l'ha comandato il Dio dei nostri padri, eccetera. Sì, di così. Ma tu, il tuo nome? Io sono quello che sono. Che cosa vuoi da me? Voleva il nome ad ogni costo Mosè, guardate quanto era ignorante, voleva porre un nome a Dio. Ma insomma andiamo avanti. Allora avete visto che cosa significa Eolie? Isole del fuoco e non le isole del vento, badate bene. I greci quando conquistarono le coste della Sicilia, i greci insomma avevano il fuoco perenne della conquista dell'impero, dell'imperialismo. Dovunque andavano dovevano per forza mettere il loro marchio, pertanto tutto doveva essere ritradotto alla greca. In Sardegna ovviamente è pieno di parole che i nostri bravissimi professori universitari traducono alla greca come niente fosse, mentre in Sardegna per esempio i greci non ci hanno mai messo piede. Non solo, i monaci bizantini che furono trasferiti dal 600 d.C. fino al 1000 rimasero in Sardegna, perciò oltre 400 anni. Questi monaci bizantini che parlavano greco non hanno lasciato in Sardegna nemmeno una parola. Questo per dirvi, bisogna stare attenti a questo. Eppure i miei predecessori si divertono moltissimo a tradurre o dal latino o dal greco, e da lì non escono, perché sono le lingue che hanno imparato a scuola e guai a mettergliene sul piatto qualche altra. E impazziscono, insomma. Eolie, le isole del fuoco. Perché i greci vollero chiamarle le isole del vento? Perché avevano già il loro nome di Eolo, Aiolos, dio dei venti. Vedete, dall'egizio è colui che più Ur, gli egizi, ripeto, non avevano la L, Eur, vento violento, tempesta, per cui Eur, quello delle tempeste, dei venti violenti. Da qui loro hanno detto Eolo è uguale a Eolie, perciò vuol dire che le Eolie saranno d'ora in poi il regno del dio Eolo. Guardate come vi hanno colonizzato i greci, anche nel linguaggio. E io sto tentando di ricostruire l'antico siciliano per quello che è veramente. Sicilia, ecco, vedete voi stessi, la Sechilu inizialmente, poi la che è diventata C, come sapete, insediamento della terra divampante, insomma. Sechilu significa sempre divampante per l'Etna e per le Eolie. Questo significa Sicilia e nient'altro. È un nome unico nel Mediterraneo e dobbiamo farcene una ragione. Fuoco ardente. Il fuoco ardente era il tipico pensiero degli ebrei, ce l'avevano sempre in testa, sin dagli albori. Affiora in passi della Bibbia, in parecchi passi della Bibbia, nei Vangeli. Sarate precipitate nella Gehenna, dove sarà piante e stridor di denti. La Gehenna per Gesù Cristo era principalmente il luogo delle fiamme e del fuoco, come sapete. E poi, se voi leggete i 3 libri di Enoch, specialmente i primi 2, sono zeppi di fiamme infernali, di fuoco infernale. Praticamente il fuoco e le fiamme infernali vennero inventati dai preti greci, dai leviti, furono inventati come
spaventapasseri, come il posto, il luogo dell'aldilà che doveva terrificare nell'aldilà gli uomini affinché si comportassero bene, cioè religio instrumentum regni. E qua stiamo finendo con demonio, dal greco daimon, divinità, Dio, sorte, potenza divina, che deriva dall'egizio za, amen, quello che si nasconde. Oppure può derivare dal sumerico di o dim più munu, rovente infiammato, senza speranza. Insomma, lo possiamo tradurre il demonio come il collerico rovente o il rovente che non concede speranza. Questo è il vero demonio. Poi è vero che Socrate per primo parlò di un demonio, di un daimon che stava nel proprio animo, che gli dava quell'energia per pensare in modo corretto, eccetera. Però l'energia a cui si riferiva Socrate nei dialoghi platonici è un Dio in quanto un fuoco che gli rodeva l'anima e che lo portava a quel pensiero straordinario che lui espresse nei vari dialoghi platonici. Ecco qua, finirei con Rubens, anche questo, no? Molti dicono, Rubens è parola tipicamente latina, è anche un nome, no? Rubens. Quando io voglio mostrare che in realtà deriva dall'ebraico, Ruben, molti non ci credono, e perciò è molto più antica del latino, perché Ruben in ebraico, in egizio, pure in egizio, Ruben è un nome ebraico che deriva dall'egizio, Ruben, raggio di sole, il Ben, non so se lo conoscete, il Ben, io ho Benu, la fenice, Ben, la fenice era quell'uccello sacro che pur incendiata, pur cadendo nel fuoco, non bruciava mai, però era un uccello di fuoco, il famoso uccello di fuoco, la fenice. Era praticamente Ruben per gli egizi e per gli ebrei non era altro che il viaggio della fenice, che la fenice faceva ogni giorno, e indica il moto giornaliero di Ra, del sole, Ruben. Perciò non è parola latina, mentre invece altri dicono deriva dal latino. Ecco, adesso passiamo rapidamente al mito dello Stretto di Messina. Anche qua dobbiamo intenderci, perché voi avete inventato Scilla e Cariddi, di cui si è detto tutto e di più, per esempio, ninfa di rara bellezza, Circe invidiosa la trasformò in mostro, e questo è scritto nell'Odissea, nell'Eneide e nelle Metamorfosi di Ovidio. Stille in greco, la S egizia, particella esaltativa, più Kerra, sempre la L che non riuscivano a pronunziare. Kerra, serpente è uno spirito serpentiforme, Tuat, per Ruat intendevano l'inferno, gli egizi. Perciò è un serpente, uno spirito serpentiforme che sta nell'inferno. Però può anche derivare dall'egizio Kera, tempesta, uragano, temporale. Può avere questi due significati. Osservate bene, tempesta, uragano, eccetera. Si è detto di tutto sullo Stretto di Messina, compreso il fatto che rendeva difficilissima la navigazione ai naviganti, appunto, perché potevano colare a picco tra Scilla e Cariddi, perché quel mare era impossibile. Ma chi lo ha detto? Per esempio oggi l'ho visto calmo come lui, ma da poco Novella Caligaris con una decina di sue amiche, lei nonostante l'età l'ha riattraversato lo Stretto di Messina a nuoto, e prima lo fece Beppe Grillo e chissà quanti altri. Vuol dire che non ci sono queste correnti terribili di cui si parla. Ci sono le correnti, ci sono le correnti. Magari sì, ma
Chi si intende un po' di meteorologia sa che talvolta nel Mediterraneo si attivano le correnti varie anche ai venti che soffiano, perché i venti muovono anche le correnti. C'è un incontro, Guardi che a tutt'oggi lo stretto di Messina è uno degli 8 punti del mondo più pericolosi. A tutt'oggi. Delle carte nautiche, quindi parlare di impressioni mi sembra quando nelle carte nautiche figura come uno degli 8 punti del mondo più pericolosi. E allora mi dica, però mi dovrebbe spiegare perché si riesce ad attraversarlo, gli uomini riescono, gli uomini e le donne riescono. Tra una corrente e l'altra. Lei lo sa che le navi, lei lo sa che il comandante il comando della nave ad un comandante della capitaneria di che sono gli unici che possono attraversare lo stretto di Messina. Le grandi navi, le portamontene, quando le petroliere non possono, dicendo devono scendere il comando. una sua idea, perché nonostante che siamo nel 2023, nessun comandante di nave può attraversare lo stretto, deve cedere il comando della nave al pilota dello scorso. Ma Sting perché ha passato? Ha attraversato Sting con lo yacht. Ma io ho un'altra cosa, stiamo parlando di nave. Ma era una nave a 3 altri che lo yacht. Ma anche Sting, Paolo, anche Sting ha ceduto il comando. a noi si passa tra una corrente. Cioè non è che c'è uno che deve comunicare, arriva la pilota. In questi anni come funziona? Arriva la pilotina, scende il pilota, Bene, io ringrazio di questi chiarimenti. Vieni Allora, Paola, vieni. Dove? Sentiamo, Nello volevo stretto. sentire quello che volevi dire. Volevo dire che è una cosa risaputa dal punto di vista delle carte nautiche. Qui non siamo sul piano che lei ci passa un giorno e vede che il mare è tranquillo. È una realtà obiettiva, è uno degli 8 punti del mondo più pericolosi, compresa la fossa delle Marianne e ne aggiunga altri 6 lei. Non è un'opinione. la ringrazio signora. In ogni modo le navi greche ci passavano e come? Ma guardi, Giasone, che passò per ultimo, è dovuto passare dallo stretto Ragazzi, non parlate di una roba, per favore. Odisseo ha perso tutte le navi nel passaggio dallo stretto e ne è la stessa cosa. Tutte le saghe raccontano di un passaggio periglioso dove l'eroe restava solitario privo dei propri compagni. E io vi sono venuto qui a dirvi il contrario. Ma lei glielo dica a quelli che navigano, perché... Fatto sta che, a parte il fatto che l'Odissea non ha mai parlato dello stretto di Messina nel modo più assoluto, quando lui, Odisseo, perse le navi pian piano, non è che le perdesse tutte di colpo, come non è così? Omero narra appunto nell'Odissea di tutte le traversie che duravano una decina d'anni di Ulisse. Lui perdette pian piano tutti gli amici e tutte le navi, non è che le perdette di colpo nello stretto di Messina. Poi anche i Feaci, la questione dei Feaci, non si è mai capito da dove stava l'isola dei Feaci, non si è mai capito. Lì sappiamo che Poseidone annientò l'intera flotta dei Feaci che stava portando Ulisse a Itaca, la annientò, sappiamo per quale motivo. Però chi è che vuole dire, vorrei sapere chi ha il coraggio di dire che l'annientò proprio nello stretto di Messina. Vorrei sapere chi lo vuole dire. Nessuno l'ha mai potuto dire scientificamente. Ci sono moltissimi miti, voi siete al centro di tutto, però non si può dire che la Sicilia è al centro di tutto obbligatoriamente e il resto del Mediterraneo niente. Ancora oggi non si capisce bene dove stavano tutte queste isole o penisole o territori dove Ulisse approdò. Non si capisce.
la terra di Circe, perché si può capire che era lì dove ora c'è il promontorio del Circeo, solo perché oggi è chiamato Circeo, ma chi ce lo dice che era veramente quella la terra di Circe? Non lo sappiamo, neanche quello sappiamo, nonostante la sopravvivenza del nome Circeo. Non è facile, signore. La questione dei miti dell'Odissea è ancora tutta in alto mare, in caso di dire. Comunque io vorrei andare avanti per spiegare che qua noi dobbiamo cercare di interpretare... No, scusi, dato che mi ha chiamato signora, io le devo dire, Signora, e la ringrazio di questo, io le devo dire che la pericolosità dello stretto non è determinata dai miti dello stretto, ma dalla reale pericolosità di questo punto di mare. Praticamente lei mi dice che solamente gli oceanografi riconoscono solo di recente che è pericoloso lo stretto. No, è sempre stato pericoloso. Se lei legge Tucidide nel 414 a.C. Lui non parla di questo, dello stretto di Messina non ne parla. Io me lo sono letto tutto Tucidide. Lei l'ha letto tutto, allora io mi taccio, perché lei mi dimostra che non l'ho letto. E non c'è bisogno che lo dico io. Mi dimostra che non l'ha letto, perché Tucidide parla della terra, della spedizione del 414 come una spedizione. La spedizione di Niccia. Guardi, sono un filologo classico, non mi becchi su queste stupidaggini. Sì, ma neanche a me, io sono laureato in lettere classiche. Lei è laureato e io sono professore ordinario da 51 anni. Mi fa piacere, signora, professoressa Orso e professoressa. Per favore, un attimo, mi dai il microfono? Per favore, non create necessariamente contrapposizioni. Peraltro la professoressa Colace è una filologa, lei è un glottologo, dico, ci dovrebbe essere una certa assonanza, ci dovrebbe essere, però dico, non si ponete in termini di contrapposizione. Anche perché dico, non... Ma il professore, il Fate finire di esporre la sua tesi, non ha senso. Il relatore sta portando avanti le sue tesi. affermato. Non è che pretende... Ho capito, ma c'erano Dico, dopodiché si darà voce al fatelo finire dibattito, di però parlare. facciamolo continuare. parlare. Se voi parlate fra di voi non si arriva da nessuna parte. Mi sono spiegata? Ancora, per favore. Allora, facciamolo continuare e poi si darà voce a chi vuole dire qualcosa. Devo prendere atto che i romani che fondarono un impero il più duraturo e il più potente della storia non passavano mai nello stretto di Messina perché era pericolosissimo. Mi dispiace, devo prendere atto di questo. Però in realtà i romani ci passavano ogni giorno in Messina, erano obbligati perché era la via più corta e mai nessuno, per esempio Tito Livio non ha mai, della Sardegna ha parlato dei mari pericolosissimi della Sardegna, ma mai dello stretto di Messina. Tito Livio, che ugualmente mi sono letto tutto. Signora, dopo le darò il mio indirizzo e ci scriveremo le email da amici naturalmente, non da amici. E chiariremo tutti i problemi. È un fatto obiettivo che lo stretto è uno degli 8 punti più pericolosi del Bene, mondo. allora lei mi deve dire Questo non perché. significa che se leggiamo i giornali ogni anno ci sono 10-15 traversate a nuovo. Ci sono tutte e due le cose, c'è il momento in cui è pericoloso, c'è il momento in cui si può dare a nuovo. E andiamo incontro alle due tesi che non sono in antitesi. Ci sono tutte e due le finire tesi. di ragionare, ci sta spiegando un ragionamento, lo faccia finire e poi contro il Delle fatto. carte nautiche. E abbiamo capito. Non si può, non c'è verso. Lo facciamo Allora. continuare per favore. Questo è l'etimologia di Scilla, cioè tempesta, uragano in pratica, no? Sono nomi naturalmente sortiti nell'ambito dello stretto di Messina, tempesta, uragano.
Bisogna vedere cosa c'è sotto questi nomi, tempesta, uragano. Naturalmente lasciamo perdere la Caridi che si ingoiava per 3 volte l'acqua del mare, la rigurgitava, creando appunto le correnti spaventose di cui oggi si sta discutendo. Non è così, cioè sono tutte invenzioni, chissà da chi le ha prodotte, che però non hanno mai portato a nulla a capire perché si chiamava Caridi. Caridi, sapete, creata da Zeus, e faceva questo lavoretto, ingoiare 3 volte l'acqua e rigettarla fuori. Charybdis, dall'egizio Carepti, dea della distruzione. Allora abbiamo visto che anche Scilla riguarda gli uragani eccetera, Caribdi, dea della distruzione. Bisogna andare più a fondo, io sto finendo, è questione di mezzo minuto e ho finito. Bisogna andare più a fondo per capire perché già da allora c'erano queste idee di Scilla e Caribdi. Io dico la mia, erano i pirati. Infatti, Italia, questa è la penultima, poi spiego in finale con l'ultima slide la questione meglio a proposito dei pirati. Italia, oggi me la guardavo mentre venivo in treno da Siracusa, la costa che diede il nome all'Italia, quella di Reggio Calabria, fu quella che diede per primo il nome all'Italia. Vedete da dove deriva? Afferrare, strappare, saccheggiare, più legial, itar, strangolare. Perché tutte queste parole relative allo strangolamento, alla violenza, agli uragani, eccetera? Perché? Perché, ve lo dico io per primo, era lo stretto d'Italia, significava letteralmente lo stretto dei pirati. Lo stretto di Messina era uno stretto di pirati, infatti tutti gli stretti, e non solo, leggete qua, erano sempre occupati dai pirati. Io parlo sempre di antichità pre-romane, ovviamente, e pre-greche, perché bisogna andare a quei tempi quando non c'era una legge nel Mediterraneo. La prima legge nel Mediterraneo fu imposta dai romani con il loro impero. Infatti furono i romani a debellare per vita naturale durante. I pirati li debellarono a Creta per mano di Lucio Fabio Labeone, poi in area cilicica, la Cilicia è a sud dell'Anatolia, per mano di Marco Antonio Oratore, poi ci fu Quinto Bruzio Sura durante la prima guerra mitridatica, di cui parla Dione Cassio. Insomma, di pirati nel Mediterraneo ce n'erano un po' dappertutto, specialmente negli stretti. Per esempio, anche la guerra di Troia, purtroppo noi abbiamo solamente il libro di Odisseo, di Omero, anche se secondo certe teorie non è esistito, ma in ogni modo noi sappiamo per quale motivo, stando Omero, Troia si ingigantì, poi si inventò la storia di Elena. In realtà Troia stava sullo stretto dei Dardanelli e si era ingigantita proprio per la questione della pirateria, che allora era lecita, ben inteso, però poi al governo romano non andò più bene. È lecita quanto si voleva, ma ormai c'erano i romani che dovevano imporre la legge universale in tutto il Mediterraneo e bisognava far fuori i pirati. Ecco, però l'Italia, torniamo all'Italia, Pompeo poi, come avete letto, li sterminò letteralmente, aiutato un po' per conto suo anche da Cesare, prima che Cesare si mettesse contro Pompeo. Comunque la vicenda di Troia, la leggenda di Troia, è tutta una leggenda. La questione di Elena rapita, in realtà i greci dovevano debellare Troia per forza per poter entrare nel Mar Nero, nel ponte Usino, dovevano entrarci per forza,
dovevano pertanto debellarla e da lì inventarono la storia di Elena e di Pavolo. Tutto qua, questa è l'ultima slide, io avrei terminato. Poi signora, professoressa, io ambirei a dialogare con lei, io le lascio il mio biglietto da visita con la mia email e dialogherei, io sono felicissimo e mi ha fatto piacere conoscerla. Se vuole più tardi la invito anche a cena, dopo ce ne andremo a cena. Io ho terminato, ecco, adesso voi... Ho sentito anche un bravo, l'avete detto così perché sono bello o solo per questo? Ecco, adesso scusate, l'ultima parola, io amerei che ci fossero interventi al limite anche polemici, però si possono fare tantissime domande perché io l'ho esposta così velocemente, ho detto fin dall'inizio che qua per esporre tutto quello che ho detto ci vorrebbero una decina di lezioni a carta, di circa un'ora d'una, però ecco, ambirei a che ci fossero delle domande perché me ne andrei più felice da qua. No, sono due domande che devo fare. Domande o obiezioni? No, Ora facciamolo finire un attimo. No. Facciamolo finire, poi facciamo non ha finito. gli interventi, un attimo solo. Sì. Ha finito? Sì. Ah, va bene. Allora, prego professore. Allora, il professore ha premesso che la sua è una controstoria, quindi che si pone contro quello che è il racconto tradizionale. Quindi questa era la premessa, forse non era stata ascoltata perché qualcuno non è arrivato fin dall'inizio. E quindi dico, è chiaro che il professore ci sta portando i suoi studi e le sue idee, quindi che non pretende che sia il Vangelo, immagino, cioè ci crede e quindi porta avanti questo racconto che peraltro è suffragato da studi che sono a livello di glottologia, chiaramente. Io le volevo fare una domanda. Cioè abbiamo visto attraverso il suo curriculum che lei parte proprio dal ramo germanista della glottologia e quindi però poi attraverso le sue ricostruzioni mi sembra di capire che lei non reputa che i paesi nordici siano al centro, anzi lei colloca l'origine della civiltà nel Mediterraneo. Ecco. Ma quindi lei è partito da alcuni studi che sono germanisti per arrivare... Io naturalmente non è che ho studiato solo le lingue germaniche, greco e latino. La signora, la professoressa mi perdoni, io nei mesi precedenti alla laurea sognavo persino in greco, tanto l'ho studiato e perciò non è che io non abbia studiato le lingue classiche, anzi, le ho studiate moltissimo, perché quelle sono la base. Infatti nei miei libri dico sempre guai a non partire dalle lingue classiche perché se no esistevano delle lingue pregresse ancora preesistenti, esistevano delle lingue arcaiche e lei a quelle ha fatto riferimento. Certo. Va bene, adesso le domande per favore. Prima c'era la professoressa Rizzo, prego. Venga qui però. Non si sente nulla. Veramente non voleva intervenire. Ma siccome mi tocca da vicino, si tratta di parlare della mia città, io allora un pochettino parlare della mia città, Cariddi. Allora, ricordo io di aver letto che Omero ha parlato molto di Cariddi e ci sono delle frasi, eventualmente io avrò il piacere di comunicarle, poi di sottolinearle. Sì, certo. Poi nel fare questo addirittura c'è uno studioso
che ha fatto delle stampe nel 1500, dove addirittura sposta il mare periglioso, citato da Omero, quindi dice che Omero ha sbagliato, non voleva dire Cariti, ma il mare periglioso addirittura è a mare grosso. A mare grosso, a mare grosso. Quindi è tutta la zona, addirittura è tutta la zona. Cioè, mentre Cariti è un punto come Scilla e Cariti, sono due punti per localizzare le città. Invece il mare pericoloso che cita la professoressa è proprio, arriva tutto lo stretto, è pericoloso. E questo è uno. Poi lei ha parlato di Troia e questo mi spiega anche il fatto che dice a Montorsoli, quando fa la Scilla e Cariti, che noi ci troviamo a Nettuno, dove dice calma, non lo dice ai pirati, lo dice al mare. Ecco, questo è anche un altro aspetto che dobbiamo tenere conto, è il mare pericoloso. Poi c'era un altro fatto che adesso mi sfugge. Il mare pericoloso, stavo dicendo un'altra cosa Troia. E il fatto di Troia, io sono stata a Troia, ho fatto un viaggetto con la famiglia e ho visto proprio tutte i sassi, la città antica, arcaica, e addirittura mi ricordo che c'era un Cicerone dove diceva che hanno scoperto proprio, hanno scavato e hanno visto che effettivamente ci sono i ruderi, i fuochi, la legna, e quindi l'incendio vero e proprio. Quindi è vero che Troia esistesse, non è una fantasia. Ecco, questo non è un mito. Sì. Scoprì per prima le rovine. Esatto. Lo stiamo negando. Sì, questo d'accordo. Quindi accettare, e quindi secondo me è veramente, non è un mito, sono tutte storie che noi col tempo poi sono state mito, magari possibilmente c'è quei personaggi che sono mito, ma in effetti io dico non solo Troia, ma anche personaggi, questo voglio dire, anche personaggi, noi non sappiamo, ecco, fanno parte però di quella storia, di quella, e quindi dire che è mito questo o quello significa non fare conto neanche con la storia, con i luoghi, ecco, tutto qui. Grazie. Le risposte telegrafiche, Troia è stata indagato benissimo dagli archeologi, lo Schliemann per primo, eccetera, eccetera. È esistita. Se ricordo male, Calipso, io ho tutto l'elenco, io ho tradotto i veri nomi, Calipso, Circe, no, ma lui dice l'etimologia delle parole che l'etimologia che affonda. Ma no, lui ha un grande la scuola tedesca. Signora, la scuola tedesca per prima ammise nei suoi ranghi Schliemann, che pure non era professore, lo ammise fra i propri ranghi proprio per questa scoperta. Lo Schliemann aveva ragione, e lo Schliemann trovò, se ricordo bene, in Troia, negli scavi, no, ma voglio dire, gli incendi, se ricordo bene, erano tre strati di Troia incendiati, se ricordo bene, poi qualcuno mi corregga. Però io ho detto solo di Troia la questione della pirateria, che torna a dire allora era lecita, in quei tempi era lecita. Certe città costiere vivevano e diventavano grandi per questo motivo. La pirateria è esercitata in un determinato modo. La pirateria è un pochettino. Un attimo, per favore, diamo spazio anche agli altri. Domande semplici, veloci. Sì, veloci. Tenendo conto, voglio dire, che di fronte a delle relazioni del genere non si può essere veloci, se vogliamo dare anche soddisfazione. Io penso, tanto io
Dico buonasera a tutti, sono Egidio Maio, vengo da San Filippo del Mela, la valle del Mela, che per certi aspetti è continuamente oggetto di studio, perché lì ancora non si sa bene dov'è il Nauloco, dov'è l'Artemiso, dov'è il Tempio di Diana Facellina. Pensate, e lì ci sono profondi studiosi, da Padre Parisi al professor Maggio, al professor Saporetti, che sappiamo che è un illustre assirologo. Questo per dire, e io la ringrazio anche la direttrice della sua relazione, che non è la verità assoluta, è il confronto con chi conosce la storia perché ha fatto, come dire, studi, è un arricchimento per tutti, non è un qualcosa di brutto. Ma quante volte nella storia, nel tempo, voi che avete, e che siete, io sono un operaio, attenzione, non ho tutto lì, ma quante volte voi, studiosi, docenti, avete dovuto rimettere in discussione una certezza che era stata per secoli e secoli? Poi è arrivato uno studio nuovo, una ricerca nuova, una scoperta nuova, che poi le scoperte ce ne sono tutti i giorni, in Italia, all'estero, in Egitto, ma dove andiamo? Che secondo me è un arricchimento da questo punto di vista. Perciò io lo prendo come un'ulteriore informazione della storia. Certo, e il confronto secondo me serve affinché tutti, la società cresce, conosce, si informa. Siamo tutti con tanti punti interrogativi su Schiller, Cariddu, Malo Tempur, Cristo, Gauss e tutte queste cose. Secondo me facciamo bene a riscoprire e scoprire queste cose. Certo, chi ha fatto 20-30 anni di storia, di ricerche, ha le sue verità. Sono le sue verità, ma non è la verità assoluta, sono le sue verità, che poi si mettono a confronto con il mondo scientifico, ma perché quando si scopre una nuova molecola, prima di essere dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima di essere messa in circolazione a disposizione di tutti, ma quanti esami e controesami passa quello studioso, quello scienziato, prima di dire ok, bravo, ma quanti? Voi lo sapete meglio di me, perciò io vi ringrazio ancora per la vostra. E appunto, dico, continuando proprio su questa falsariga, volevo dire che è l'occasione per, noi abbiamo sentito delle affermazioni, tra l'altro dimostrate, non campate per aria, dico, che ci indurranno a meditare, a mettere insieme i tasselli delle nostre conoscenze anche pregresse, che certo non vanno in questo senso, ma perché la storia non è andata in questo senso, la storia che si è tramandata non è andata in questo senso. Dico, questo ci può servire per rielaborare un po' il tutto, quindi magari voglio dire è presto, le prime impressioni possono essere di dissonanza perché è chiaro siamo abituati che non sono le nostre, pensiero unico, non sono, il pensiero tradizionale va altrove, ma il professore questo l'ha precisato, che ha precisato che si è posto fuori da quella che è la storia tradizionale, per cui dico, volevo sentire se la professoressa Colace oppure il professore, avete qualcosa da aggiungere? Non vorrei che la gente uscisse stasera da qui, fatto salvo tutto il resto, pensando che lo stretto sia una passeggiata. Ma non mi scusi direttore, perché è fondamentale vedere che tipologia ha la cosa di cui stiamo parlando. Certo. Qua stiamo sta ridando il Vedatore una nuova parentela ai toponimi dello stretto, no? Se noi diciamo che non è il pericolo quello che ha alimentato l'elaborazione dei popoli
intorno a queste cose, per cui persino Giasone, che partì per andare in Colchide, cioè nell'estrema Asia e all'estremo oriente, alla ricerca del vello d'oro, passò dallo stretto di Messina, che non aveva niente a che fare perché era diventato un luogo tipico dello scontro con la forza più violenta della natura. Noi su questo fatto, che è nelle carte nautiche, non possiamo dire che non era vero, che io sono passato l'altro giorno e il mare era tranquillo. Questi sono dati di fatto. Partiamo dal fatto che i dati di fatto non si discutono perché sono dati scientifici. Inoltre lo stretto ha profondità abissali e ci sono i pesci abissali. Nel 99 ho fatto un convegno con i biologi marini, cioè sono dati di fatto sui quali non si può Professoressa, lei oggi ha portato una verità che io non conoscevo e ne prendo atto. La ringrazio moltissimo di quello che lei ha detto, ne prendo atto. Cioè, questo però non significa che nello stretto ci nuoti la gente che vuole nuotarci, che passino tutte le barche che vogliono passare, che passino persino le portaerei americane o italiane, nessuno lo vieta. Insomma, alla fine, guardi che per quanto riguarda le correnti, ne esistono un po' in tutto il Mediterraneo. Per esempio a casa mia, a Sassari, noi vicinissima abbiamo la spiaggia chiamata acqua corrente, cioè acqua che scorre. Io per primo, che mi divertivo da giovane a sguazzare nell'acqua, io prendevo il respiro, mi tuffavo e mi lasciavo trasportare per circa 2-3 minuti. Quando riemergevo vedevo che ero lontano circa 100 metri, la chiamavano acqua corrente per questo. Scorrenti d'acqua ce ne sono un po' dappertutto. Io volevo però dire una cosa, che tutto questo non ha impedito, secondo la mia opinione, nei tempi arcaici, non ha impedito che ci fossero i pirati su queste due coste, su Scilla e Caribi. E questo lo dico io. E infatti io sostengo che Italia, la prima parola Italia, deriva dallo stretto dei pirati, nient'altro. E poi da lì partì per tutta la Calabria e prese, e come sappiamo, vinse per tutta l'Italia. Abbiamo altre riflessioni? Prego Sabrina, la Presidente di Beni Culturali Sicilia, sezione Messina. E allora io così da studiosa di scienze insegno al liceo scientifico e mi chiedevo se durante i suoi studi, visto che è acclarato che esiste una correlazione diretta tra linguaggio e genetica, ho detto lo stesso del resto che gli antichi romani parlavano di poco genetica. Oggi per esempio ci sono ricerche molto specifiche su questo, per esempio la popolazione basca ha un linguaggio completamente diverso dal resto d'Europa e si pensa che sia legato al fatto che Neanderthal è stato là più tempo. Quindi volevo capire se lei durante i suoi studi ha considerato questo aspetto, ha realizzato anche delle collaborazioni di questo tipo. Guardi, io ho 2 figli biologi, però non ho mai messo naso nella questione della genetica, perché per quello che ho letto vari libri, ma ancora non c'è un pieno accordo. Per esempio la genetica del popolo ebraico è ancora tutta in studio, cioè si dicono tante cose sulla genetica, per molti motivi si vuole dimostrare chissà cosa sul popolo ebraico, ben vengano questi studi, ma ancora è in alto mare. La genetica, per me, che sono linguista, che sono umanista, è un'altra materia. Io vado solo su basi linguistiche a scovare quello che ho scovato. Cioè, anche perché talvolta ci si può scontrare con la genetica, perché per esempio se noi prendiamo, io ho scritto questo libro, attendo che qualche studioso venga a dirmi, dialogare o contestarmi qualcosa, dizionario etimologico della lingua gotica. Gotica, cioè i Goti furono il primo popolo germanico a scrivere.
Allora, come la mettiamo sul fatto che quasi tutti gli studiosi, praticamente tutti, dicono che i Goti derivano dal Polo Nord o comunque sia dalla Scandinavia, quantomeno? Cioè, e questi scandinavi a loro volta, che genetica avevano? È un problema grosso questo, gigantesco. Io ci vado per vie linguistiche, infatti io ho scoperto per vie linguistiche che nessuna delle migliaia di parole della lingua gotica, neanche una sfugge all'indagine che ho fatto, cioè la loro derivazione dal sumero e dall'accadico e egizio. Il sumero e l'egizio sono le prime lingue apparse nel mondo e lo dimostra il fatto che sono lingue monosillabiche. Tutti i linguisti sostengono giustamente, tutti i ricercatori sostengono giustamente che inizialmente l'uomo iniziò a parlare proprio per monosillabi, inventò le singole parole per monosillabi, poi ci fu l'agglutinazione delle parole e ce l'abbiamo per la prima volta nella lingua accadica, dove ci fu un'agglutinazione che ci consente di leggere appunto le parole per il loro significato nella composizione. Per esempio in latino abbiamo la parola aurora, che significa letteralmente colei che partorisce il grande Dio Ra, letteralmente, cioè colei infatti lo partorisce al momento della nascita, dello spuntare del sole. Ecco, quelle sono 3 sillabe, però sono tutte e 3 le ritroviamo sia nel sumerico sia nell'egizio, quelle parole. Però torno a dire, la questione della genetica è troppo complessa, io non posso gestirla, ognuno gestisce la sua materia. Per quanto riguarda i baschi, sui baschi se n'è detto di cotte e di crude, io sono entrato in un contrasto velocissimo, è il caso di dire, sempre sul piano scientifico, con un professore catalano che sosteneva che i baschi avevano creato la lingua sarda, e questo lo diceva sulla base di solo 25 parole. Poi io, analizzando queste 25 parole, dimostrai scientificamente nei miei libri, qua non l'ho portato, no, c'è proprio qua in questo libro dimostrato scientificamente che quel professore non sapeva neanche dove aveva messo i piedi, perché non aveva capito nulla nemmeno della lingua basca. La lingua basca è complessa, come è complessa la lingua etrusca, che ancora non si è ben tradotta, ma i problemi su queste 2 lingue vanno posti in modo diverso per giungere alla loro traduzione. Io non posso fare tutto, io sto cercando alleati in questo enorme impegno di giungere a proporre il dizionario etimologico dell'intera lingua mediterranea. È un lavoro gigantesco, non lo finirò, morirò prima. Vorrei alleati con me, però alleati naturalmente che lavorino con grande umiltà, a iniziare da me, perché nello studio di queste cose ci vuole prima di tutto una immensa umiltà. E non dobbiamo pensare che la genetica a oggi come oggi possa risolvere tutti i problemi. I baschi ancora non sappiamo bene quale fu la loro origine. Io ho la mia opinione, cioè gliela dico subito. Quando l'Homo sapiens dal delta dilagò per tutto il Mediterraneo e poi cominciò a risalire i vari fiumi, i fiumi che non erano altro che valli glaciali che si discioglievano, i ghiacci, il Rodano, il Po, il Danubio, il Don e così via, erano tutti fiumi che scendono verso sud. Ecco, e l'Homo sapiens risalì, man mano che i fiumi si scioglievano i loro ghiacci, risalivano lungo le valli glaciali. Ecco, io sostengo questo, siccome ci sono state glaciazioni ed interglaciazioni, il popolo basco deve essere uno dei primi popoli che riuscì a raggiungere il Golfo di Biscaya, in questo caso, e lì però fu intrappolato poi da una successiva glaciazione e da lì non si mosse più. Cioè ci sono vari popoli che non riuscirono più a muoversi, compreso il popolo rumeno. Dei rumeni dicono che l'antica Dacia, che aveva romanizzata, che parla ancora la lingua di Roma,
Tutto falso, i rumeni erano i primi Homo sapiens che avevano superato i Dardanelli e si erano insediati rapidamente in quel territorio senza più muoversi. Ecco perché svilupparono in purezza quella lingua che noi ancora oggi chiamiamo la lingua di Roma, mettendo tutto in falsità invece di dare un contributo alla storia. Ringraziamo davvero il professore Bedò. Abbiamo il professore Cavalangelo che ci ha fatto una traduzione con il popolo dei simboli. Sentiamo lui. Quindi, io mi chiamo Leonardo Stefano Salvo, sono uno studente della Farino, ho 17 anni e devo dire che ci sono alcune discrepanze nella sua teoria che le volevo fare conoscere da studioso di storia, anche se giovane. Quindi le volevo dire prima di tutto che nella risalita dell'Africa l'Homo sapiens non aveva bisogno di seguire il Nilo, perché il Sahara, essendoci la glaciazione in corso, era completamente verde, pieno di laghi, costellato, quindi l'uomo non aveva bisogno di seguire una rotta dritta per dritta, e sappiamo questo perché nelle caverne sotterranee nel Sahara abbiamo delle iscrizioni dove l'uomo caccia elefanti, giraffe, eccetera, eccetera. Poi, le sue ricostruzioni linguistiche sono errate per vari motivi. Quindi, prima di tutto, la signorina prima ha citato la genetica. Io non sono bravo in genetica, ma le posso dire che c'è una base per questo, anche linguistica, si può seguire la lingua. Quindi, il popolo che al momento abita l'Europa è discendente diretto degli indoeuropei. Gli indoeuropei dall'Asia centrale si sono spostati nell'Europa e nell'India, per questo alcuni linguaggi europei hanno delle similance con il sanscrito, e hanno conquistato i proto-indoeuropei, ovvero gli Etruschi e i Baschi. I Baschi erano popolazioni che vivevano prima, cioè, di questo arrivo, durante il collasso dell'età del bronzo. Tra cui i Micenei, anche i Micenei erano proto-indoeuropei, e tutti questi popoli, Titi. Lei ha fatto una ricostruzione che segue la lingua semitica, quindi lei di conseguenza sta dicendo che i popoli europei discendono in massa dagli egiziani, sumeri e accadici. Ma gli egiziani stessi, nei documenti scritti durante l'epoca di Ramsete II, ci dicono che arrivano durante questo collasso dei popoli del mare, che sono Shemesh, Chardin, Tirren, eccetera, eccetera, che sono facilmente ricollocabili a noi, ovvero siciliani, sardi, eccetera, eccetera. Quindi, il popolo, perché la Sardegna ha questa particolarità linguistica che devia dal latino? Perché, a differenza di tutti noi, cioè di tutti noi indoeuropei, deriva direttamente da quelle che erano le popolazioni proprio indoeuropei, nuragici per dire. Per questo quel professore accampava questa teoria magari che il popolo della Navarra, ovvero i baschi, siano così tanto collegati ai sardi, perché c'è una parentela stretta per questi popoli pro-indoeuropei, anche gli etruschi, anche se non abbiamo ben decifrato la lingua, ci sono delle similanze con le lingue, la vostra lingua alla fine. Quindi, non possiamo completamente distruggere 1000 anni, anzi 2000, perché Roma cade nel 1453. Non possiamo eliminare l'intera storia dell'impero romano dicendo che tutte le lingue non hanno subito un'evoluzione, perché la lingua subisce evoluzione. È così. Esatto. E posso dimostrarlo anche con un semplice esempio. Sì, sto vincendo. Quindi, La domanda qual è? non c'è una domanda. Quindi, prendiamo il lemmo Deus, Dio,
E prendiamo il lemmo Jeus. Non vede che c'è un'enorme similanza tra questi due lemmi? Perché sono della stessa origine proto-indoeuropea, ovvero Dieus Pater, che sarebbe Dio Padre, alla fine lo traduciamo così. Ovviamente la mia pronuncia dell'indoeuropea non è perfetta. E noi in questo modo possiamo risalire anche con altri vari linguaggi, il germanico, che lei è uno studioso di germanico, da quello che ho capito, di lingue germaniche, deriva anche esso dall'indoeuropeo. Tanto che il goto, perché sappiamo che deriva dalla Scandinavia? Perché in Scandinavia possiamo ritrovare delle regioni in cui c'è un lascito anche regionale, no? Perché abbiamo la regione del Gotenland in Svezia per l'esattezza, e alla fine la lingua scritta goda, tramandata da Wulfila, è una lingua appena nata alla fine lo scritto rispetto a quello parlato. Noi non possiamo sapere perfettamente come suona il godo. Tutto qua, mi fermo. Ok, grazie. Della lingua tedesca, non è certo un caso. Scusate, allora io avvierei questo pomeriggio alla conclusione ringraziando veramente il professore Bedolla per questa sua dissertazione preziosissima per me, perché ha aperto nuove prospettive. Comunque la si voglia pensare, cioè nessuno è portatore di un pensiero, di un pensiero che si pretende universale, ma neanche la contrapposizione si può ritenere universale, semplicemente perché fino a oggi è quella tradizionale. È uno spunto per porci delle domande, semmai, per riflettere, perché magari così a caldo ci può sembrare una cosa aberrante, ci può sembrare un volere distruggere quella che è la tradizionale narrazione, ma così non credo che sia, non è questa la volontà, quanto quella di ricostruire veramente le radici. Risponda però in maniera sì, sarò sintetico. Si parla di lingue indoeuropee, la quale non è altro, questo modo di dire, che una concessione fatta agli studiosi italiani, greci, eccetera. Troppo lungo il discorso. Concessione fatta dagli studiosi germanici, i quali hanno sempre e soltanto parlato di lingua indo-germanica, e ne parlarono nel momento, lo sappiamo, 150 anni fa, in cui alcuni studiosi si accorsero che anche la lingua indiana aveva assonanze, consonanze e significati molto simili alle lingue mediterranee e guarda caso anche alle lingue germaniche. E chissà per quale motivo gli studiosi allora crearono un corridoio tra la Germania, se ne andava in diagonale fino all'India, escludendo, io nei miei libri l'ho scritto, per esempio qua, nel preambolo di questo libro qua, spiego tutte queste cose. Hanno eliminato centinaia di lingue e ne hanno preso in considerazione solo 15 gli studiosi tedeschi per dimostrare l'assurda teoria che l'indo-germanico partì dai luoghi della Germania per arrivare fino all'India. È una cosa senza senso, perché l'indo-germanico in quanto tale non è mai esistito. È una cosa estremamente semplice. Ecco, guardate questo tavolo. Cioè l'Homo sapiens, quando arrivò la sapiens, ma anche il Neanderthal, io mi affido al pensiero degli antropologi, quando arrivò sul delta tentò principalmente di rimanere nelle zone fresche, nelle zone non né calde né fredde, temperate. Per cui lasciamo perdere tutto il resto e la migrazione verso nord. Migrò chiaramente anche verso est, creando e fermandosi ovviamente dove c'erano i grandi fiumi. Non a caso si fermò principalmente in Mesopotamia,
dove si sviluppa il popolo sumero. Poi andando oltre, non importa in che modo, arrivò anche nei deserti persiani, in Afghanistan, eccetera, ma principalmente sbucò sulle pianure dell'Indo e lì si fermò per ovvia ragione, perché dove c'era acqua in abbondanza, lì nacque la civiltà. Però nacque sempre partendo dal delta in orizzontale e non altro, e non provenendo da nord. Questa dimostrazione che hanno tentato di fare i germanici, e finisco, è di estrema gravità, perché chi avesse mai preso in mano qualche libro di indoeuropeo saprà, spero che tutti sappiate, che la lingua indoeuropea o nei singoli dizionari dove è citata, perciò è elencata, oppure nei vari dizionari dove viene presa ad esempio, sono tutte parole con l'asterisco. Per convenzione internazionale fra gli studiosi di linguistica, l'asterisco significa che quella è una parola inventata. Cioè nell'indoeuropeo non esiste nemmeno una parola dimostrata scientificamente. Sono tutte inventate, tutte con l'asterisco. Chi mi vuole dimostrare il contrario sono qui. Pubblicatelo su tutti i giornali dove volete, oppure invitatemi in qualsiasi università per dimostrarmi il contrario. La lingua indo-germanica o indoeuropea non esiste, esistono soltanto inizialmente le lingue della sponda sud, da cui tutto si sviluppa. Grazie. Questa appassionata, veramente appassionata, prima di tutto tedesco, insomma, un complotto tedesco. Le notazioni consonantiche del tedesco le lasciamo. No, ma la notazione consonantica io in questo libro, in questo libro. Allora sto andando alle conclusioni. Sto andando alle conclusioni, no, un attimo. In questi libri parlo della Allora, scusate, io ringrazio il professore De Dola per questo prezioso dono dei testi che terremo nel nostro istituto. E poi desidererei che qualcuno che arbitrariamente, dico, ha alzato pure la voce per controbattere, li leggesse. Prima deve leggere. Appunto. Chi vuole leggerli saranno in questa biblioteca. In ogni caso il relatore qui è ospite e va rispettato, qualunque osservazione si fa con assoluto rispetto. Io capisco che la tematica si presta chiaramente a delle discussioni pure accese, e questo ci sta, però non dobbiamo dimenticare che il docente qui è ospite, il professore è il nostro ospite, e tra l'altro ci sta arricchendo facendosi portatore delle sue teorie, che noi dobbiamo accettare, ascoltare, accettare nel senso accettare che esistano, ascoltarle, prenderne atto e poi a mente fresca magari raffrontandole con le nostre conoscenze, che sicuramente sono quelle tradizionali, ma il professore credo che quelle tradizionali le abbia ben immagazzinate per opporvi di sì. Dico, non credo che non li abbia prese in considerazione, come tutti noi, solo che ha fatto degli studi che l'hanno portato a configurare altro, che non pretende che sia l'assoluto. Detto questo, io la ringrazio davvero, io come direttrice della biblioteca, per questo suo preziosissimo apporto che, come vede, ha stimolato veramente i presenti, perché difficilmente ci sono dibattiti così accesi e questa è una cosa importante. Quindi
come veicolo per portare avanti un pensiero che può non essere il pensiero diciamo unico, può non essere il pensiero unico, ma dico, l'abbiamo già detto che è in dissonanza, che è in contrasto, è la prima cosa che il professore ha detto prima di parlare, non ha mai preteso di dire che il suo pensiero è in linea con quello tradizionale, tutt'altro, e infatti è molto osteggiato, ha detto pure questo, e quindi noi siamo in sintonia con chi la osteggia, dico, ha trovato anche posto in questa, oggi in questa, ha trovato posto anche oggi, ed è giusto che sia così, però i modi devono essere sempre urbani, cortesi, soprattutto senza urlare. Detto questo, io ricordo, intanto dico, i doni sono davvero preziosi, prendiamoli in consegna, così saranno agli atti del nostro istituto e poi la ringrazieremo anche per iscritto. Prego. Fate una foto per favore. Voglio offrire noi, comunità di Messina, di questi tuoi doni, e io ho fatto un piccolo dono a te, è un archetipo della nostra Messina, tutti professiati, ma io te la dono lo stesso. Allora, aspetta. Dottoressa, ma siccome io ti ringrazio molto, sì, troviamo nell'Abs. Sì, volevo, io ti ringrazio infinitamente, volevo, siccome hai detto che io mi presento come ateo, però guarda caso, io le cose che, ma dove vado, ovunque vada, le cose che prima di tutto visito sono le chiese, perché quasi tutte le chiese sono opere d'arte, a me piace l'arte prima di tutto, però sappiate, chi non lo sa, che io ho scritto anche, per la terza volta, sto per pubblicare un libro sulla religione degli antichi sacri. Cioè, sono anche esperto di religione. Se l'Università di Messina volesse invitarmi per una disputa sana con esperti di religioni, io sono pronto, senza sangue, perché comunque ti ringrazio molto, maestro Lanza, sei un amico. Abbiamo veramente alla fine, vi volevo ricordare, a parte la mostra sui miti e leggende dello Stretto, che è allestita per l'ultimo giorno qui da noi, perché poi da lunedì non ci sarà più, quindi approfittate perché è molto bella la mostra giù sui miti e leggende dello Stretto. Quindi vi invito a visitarla, e poi i prossimi eventi saranno intanto sulla Turchia in occasione del centenario della Repubblica. Ci sarà la presentazione del testo, di un testo di Roberto Sciarrone, ricercatore della Sapienza. E poi un altro evento che ci vede coinvolti insieme al Comune, insieme alla Camera di Commercio, la Città Metropolitana, lo Slow Food di Messina, sulla ricerca del cibo di Sicilia, gastronomia ed enologia. Ci sarà una ricca esposizione, e poi ancora ci dedicheremo ai funghi con dei micologi, quindi come vedete noi trattiamo un po' tutto, non ci sono mai argomenti che si ripetono, diamo un po' a tutti la possibilità anche di ripercorrere le proprie conoscenze e di intervenire. E quindi vi ringrazio davvero, perché vedo anche delle facce nuove stasera, quindi di questo sono contenta, perché con le nostre proposte noi intercettiamo sempre nuova utenza, e questa è una cosa bella, e questo è lo spirito delle nostre manifestazioni culturali, e di questa oggi sono davvero fiera. Grazie professore.